Venerdì a Mestre aveva annunciato i rinforzi tanto attesi sul litorale e su quelle spiagge teatro della movida selvaggia. In queste ore è stata la volta della montagna. L'annuncio del leader della Lega Matteo Salvini, azionista del governo Draghi, è arrivato in tarda mattinata. 15 fra donne e uomini in divisa, in più nel bellunese in vista della stagione turistica. La richiesta di rinforzi, l'ultima della serie, era arrivata nell'aprile scorso dal sindacato bellunese di polizia. C'è un assoluto bisogno perché, come abbiamo recentemente segnalato, ci sono degli uffici che sono in carenza di personale, quindi in estrema sofferenza. La questione calda è quella della viabilità lungo le valli e il presidio del territorio al di là dell'estate. Questo è una boccata d'ossigeno per un periodo particolarmente critico, però è anche vero che terminato il periodo vacanziero rimangono poi gli effetti di uffici che sono con un organico ridotto all'osso. Mi riferisco soprattutto alla specialità della polizia stradale, quindi ben venga sicuramente questo dispositivo di rinforzo, ma noi puntiamo e lavoriamo perché vengano assegnati in forma stabile. E su questo fronte c'è l'impegno della Lega Provinciale con il senatore Paolo Saviane. Lavoreremo con il Viminale per garantire continuità di azione, assicura, collegata per Saviane anche la partita del mantenimento della caserma dei Carabinieri di Gosaldo, punto di riferimento per il quale si sta mobilitando l'intero territorio.